Io non condivido le tue idee, ma farò il possibile che tu le esprima in piena libertà. Ecco. Avvocato, qual è il pensiero? Ma io rispetto tutti, anche le scelte più stravaganti. Penso che bisogna avere delle proposte di contenuto molto incisivo e molto lungimirante. Io guardo a realtà analoghe a quelle del Veneto. Credo che gli stati territoriali, gli stati risorgimentali abbiano finito la loro storia. Bisogna dare voce ai popoli d'Europa, alle comunità. Il popolo veneto ha una storia straordinariamente importante e deve in qualche modo collegarsi alla realtà catalana. Io invito, glielo faccio visto che sono suoi ospiti spesso, il Presidente della Giunta regionale Zaia e il Presidente del Consiglio Ciambetti a fare una cosa che è la più semplice di tutte, a prendere contatto rispettivamente con Artur Mas, che è il capo del governo catalano, e con l'omologo della Generalitat, che è il Parlamento di Catalunya o Consiglio regionale della Catalogna, per scambiare informazioni, per mettere in relazione, per mettere in contatto, per imparare, perché il Veneto impari dalla Catalogna quello che stanno facendo loro, perché la Catalogna, caro Zaia e caro Ciambetti, ha detto chiaro e tondo il 27 di ottobre 2015 che quello che deciderà il Tribunale Costituzionale di Madrid sul tema dell'autodeterminazione del popolo catalano non vale, perché vale più la democrazia, vale più il diritto del popolo catalano che non la pronuncia di una Corte Costituzionale. Quello che dicevo io l'anno scorso davanti alla Corte Costituzionale italiana. Pubblicità.